il prete di Coglia. Allora, era un campagnolo che la moglie era cucirora. E il prete l'aveva portato un velacco, perché l'aveva concissi. E una mano, un marito si pese di notte, prima riorno, piglia, dalle la porta, crede di pigliare un sacco e piglia il velacco di un prete. Va nella stalla e comincia a empiere il velacco di vino. E il vino se ne scia passotto. Accendo un fulminante, dice, ma questo è un segno del Signore che vuole che mi via prete. E piglia, si sciacca il velacco e parte. E giugno in Coglia, che aveva inteso che in Coglia non aveva mica prete. Allora posò nelle campane, la popolazione si accoglie, e a domenica eravamo a messa, ma messa ne sapeva quante me. Allora si promenava, passava i bini all'altare dicendo, di che faccio come tutti gli altri, di che faccio come tutti gli altri. La popolazione, come è, come non è, e a domenica dopo, e lui ha capito che la gente non era mica troppo contenta, allora si faceva un zitello che era andato a scuola, che era al seminario, che imparava a prete, e dice, sentimi, io sono un poco vecchio, non so più troppo come lo si fa, piattati in pulpito e mi soffiare a predica, o manco per la predica, che sappia dire qualcosa. E quello, allora lo soffiava, e lo smanichettava, anche quello velacco, sempre che vi ricordate che l'ha stracciato, che l'avevano portato a cucinora. E un zitello, un pulpito, dice, uno smanichetta tanto che si è stracciato sotto la manica. E lo guardando uno lo pubblico, uno smanichetta tanto che si è stracciato sotto la manica. Quello piglia a sovaretta, se ne va, gli pare che lo guardissino, piglia e se ne va, uno dell'assistenza. E lo zitello, dica a te, e lo tanto ne guarda un altro, dica a te, quello piglia e se ne va. Si capisce che la popolazione era scontenta, sai, scrivono al vescovo, dicono, abbiamo un prete che dice faccia come tutti gli altri, il vescovo ha detto, dice faccia come tutti gli altri, meno male, ma mi voglio affacare. E quello che aveva saputo che il vescovo era Iugne, piglia e mette in luminaritino acqua bollente. Allora, dice a Monsignore, sapete Monsignore, in suo paese sono tutti scemi. Dice, come figliolo, tutti non saranno, dice, vedrete. E infatti, egli face entrare il vescovo, mette nel cuore. E poi quando i parrocchiani ogniano, ciuttavano un rito in luminaritino e si scutulavano, dice, vedete, toccano la cavinarete come se l'avessero toccato le aule. E tutto una presa all'altro, un salbone. Il vescovo ha detto, ho capito come figlio. E se n'è andato prima presente a messa, e così poi il prete di Coglia se n'è stato a compiere la sua carriera in Coglia.